I voucher dovevano essere la soluzione per far emergere il lavoro nero. Analizzare gli anni di applicazione del provvedimento porta invece la CGIL Veneta a sostenere che il sommerso continua ad esserci. Sarebbero 84.000 lavoratori intrappolati in condizioni di precariato e instabilità e quasi la metà di loro vivono condizioni di grande criticità. Una parte dei voucheristi è stagionale, altri sono involontariamente part-time perché costretti ad avere un secondo lavoro per mantenere minime condizioni di sostentamento. Solo nel 40% dei casi il voucher iniziale porta poi a un contratto stabile di occupazione. Noi avevamo raccolto le firme su 3 referendum, poi come sappiamo la Corte ne ha ammessi 2 e non ha accettato quello sui licenziamenti illegittimi. Noi su questo continueremo la nostra battaglia perché pensiamo sia una battaglia di civiltà e di legalità e correttezza nel rapporto di lavoro. È rimasto il referendum quello sui voucher e quello sul ripristino della piena responsabilità solidale negli appalti. Sono 2 temi particolari su cui noi ci siamo concentrati, quindi abbiamo scelto di fare il referendum su questi 2 temi perché sono esemplificativi di come il mondo del lavoro sta peggiorando in maniera significativa in questi anni e sono 2 referendum a sostegno della nostra proposta di legge di iniziativa popolare sulla quale abbiamo raccolto ben 1.300.000 firme che abbiamo depositato in Parlamento per la riscrittura del diritto del lavoro, per una carta universale dei diritti del lavoro. Noi ci auguriamo che il Parlamento avvia al più presto il dibattito sulla nostra Carta dei diritti universali. I 2 referendum sono a sostegno di questo dibattito. Sono 2 referendum che vanno a evidenziare e a colpire 2 criticità. Una è quella dell'uso e cosa è diventato un uso esponenziale negativo dei voucher e l'altro, come dicevo, la responsabilità negli appalti. Sui voucher in particolare è un'età media molto alta di chi ha i voucher. Sì, di voucher si parla molto in questo periodo, le associazioni di impresa, soprattutto del commercio, del turismo, li stanno difendendo come strumento utile e si parla dei giovani che utilizzano i voucher. In realtà se noi andiamo a vedere i dati che ha comunicato l'INPS assieme a Veneto Lavoro, noi abbiamo un'età media di 36 anni, allora non possiamo dire che è un giovane studente a 36 anni, a 36 anni sei una persona matura che ha diritto magari di costruirsi una famiglia, perché no, di fare dei figli, poi ci lamentiamo che non c'è crescita nel nostro paese, che c'è la denatalità, che le persone non fanno figli, ma come si può pensare di fare figli se l'unica forma di lavoro che si ha si è retribuiti con voucher? Non c'è nessuna prospettiva nel paese. Emersione del lavoro nero o copertura del sommerso? Allora, è più facile la seconda, adesso lo sospetta anche l'INPS e anche Boeri, cominciano a dire che forse è una forma che anziché far emergere il lavoro nero serve a coprire il lavoro nero, perché noi abbiamo, ma le persone che si rivolgono a noi ce lo denunciano in maniera molto chiara, noi abbiamo magari un voucher, un'ora pagata e il resto è tanto lavoro nero. Questo emerge anche se noi guardiamo i dati, se mediamente un percettore di voucher ha percepito 60 voucher all'anno, non è pensabile che questa persona possa vivere, che questa sia la forma di lavoro. Quindi significa che dietro c'è il voucher, è quello, la punta dell'iceberg e dietro c'è tanto lavoro nero. Quindi ha fallito il proprio obiettivo, ma soprattutto era nato per il lavoro occasionale e poi è stato stravolto con interventi legislativi successivi che hanno allargato la platea di chi poteva fruire dei voucher, la platea dei lavoratori, la platea dei settori e adesso ha tolto anche il fatto che sia legato al lavoro accessorio occasionale, quindi ha liberalizzato l'utilizzo dei voucher, quindi non siamo di fronte a un abuso, siamo di fronte all'utilizzo così come la legge prevede, quindi è la legge che non va bene, è la legge che va cambiata e questa legge va cancellata con il nostro referendum. Mi risulta che ci siano anche casi di passaggi da contratti regolari a voucher. Certo, ci sono, è una forma e soprattutto anche legati al turismo. Noi avevamo un lavoro stagionale che aveva determinate caratteristiche, che era contrattualizzato, che è un lavoro contrattualizzato, che prevede i diritti e tutele, che prevede anche gli ammortizzatori sociali. Questo viene sempre più soppiantato, se noi andiamo a vedere i dati dell'utilizzo dei voucher nel turismo, vediamo come siamo cresciuti esponenzialmente, sempre più soppiantato. In un mix magari, una parte contrattualizzata, una parte voucher, una parte in nero. Quindi c'è un effetto sostituzione che è negativo. Quindi sempre più una parte del lavoro passa da una forma tutelata a una forma completamente precaria. E sugli incidenti sul lavoro molto spesso con i voucher cosa accade?
Anche questo è un elemento, no, legato alla precarietà. Non è possibile che i dati INAIL ci dicano, no, che abbiamo una incidenza alta di incidenti nella prima ora lavorativa. No? Significa che quello era lavoro nero che emerge legato alla necessità dell'incidente. C'è un problema legato alla sicurezza, perché poi i lavoratori vanno anche formati rispetto alla sicurezza sul lavoro. È chiaro che le aziende non investono quando hanno un voucherista, una persona pagata con i ticket a ore, ma quello che è peggio, al di là della condizione già precaria delle persone, quindi come influisce sulla vita delle persone, è l'idea di società che c'è dietro. Come possiamo pensare di guardare alle sfide dei cambiamenti produttivi, di Industria 4.0, all'innovazione, se noi pensiamo che il lavoro sia quello dei voucher? Noi abbiamo bisogno di formare le persone, di investire e di valorizzare il lavoro come stanno facendo in altri paesi in Europa. Invece noi continuiamo a competere sul costo del lavoro, quindi a pagare le persone così. Qui si sprecano risorse, si sprecano competenze, i nostri giovani laureati vanno all'estero perché non c'è un lavoro e non c'è un lavoro dignitoso. È un'idea di paese che non va bene, che va rimesso in bolla. Renzo Vragnolo, è la logistica in particolare che patisce questi problemi? Ma sicuramente, soprattutto dopo che la Fornero ha modificato la responsabilità solidale dei committenti, si è aperto ancora di più una distorsione, un vero e proprio fenomeno che permette ai committenti di scaricare sui lavoratori gli ambiti della competizione attraverso lo sfruttamento, attraverso la mancanza di diritti, attraverso anche la scarsa sicurezza. Pertanto soprattutto il settore logistico in modo particolare è molto esposto, come vediamo tutti i giorni sulla stampa, rispetto a grandi conflittualità, a degenerazioni dello stesso sistema. Il referendum prova a dire ai cittadini di questo Paese che non ci può essere nel nostro Paese un lavoro che non sia dignitoso, un lavoro che non abbia questi diritti, non si può permettere questo sfruttamento dei lavoratori, e soprattutto che i committenti si assumano la responsabilità di pagare regolarmente la gente, di pagare regolarmente i lavoratori e di evitare di fare dumping nei loro confronti. I casi che avete registrato portano anche grandi nomi, sono legati alla logistica, e-commerce, quindi grande distribuzione. Sì, sicuramente, soprattutto negli ultimi 2 anni noi abbiamo dei casi aperti con i nostri uffici vertenze, dal fallimento della Gesconet di 2 o 3 anni fa, abbiamo lavoratori in Veneto che ancora avanzano retribuzioni arretrate, rate di 13ª, di 14ª, liquidazioni, già da 2 o 3 anni li avanzano, ne abbiamo un'ottantina solo su Venezia, ne abbiamo su Padova, ne abbiamo su Belluno, complessivamente solo rispetto a quel fallimento e la mancanza applicazione della responsabilità solidale oltre un centinaio di lavoratori. Ma abbiamo anche col gruppo Aspiag a Padova un altro centinaio di lavoratori, e ne abbiamo anche con dei corrieri che fanno finta di non fare contratti di trasporto e di appalto e comunque non pagano. Insomma, abbiamo moltissimi e centinaia di lavoratori coinvolti da queste situazioni, purtroppo alle volte anche drammatiche, e sempre più spesso rischiamo anche che non abbiano i loro diritti, che non gli vengano dati. Ci ha dato il quadro veneto. A livello nazionale come siamo? È lo specchio, complessivo? Beh sì, il Veneto, è una punta un po' avanzata, perché solo in Veneto, in questo settore, nel settore della logistica, ci operano oltre 60.000 lavoratori. Non è così in tutto il paese, però il Veneto, la Lombardia, la Toscana, il Piemonte, insomma soprattutto le regioni del nord, il Lazio stesso, sono molto esposti, perché sono le aree in cui maggiormente la logistica si è sviluppata, e maggiormente, soprattutto anche di recente con l'e-commerce, ma con la grande distribuzione, ci sono state molte assunzioni dei lavoratori, purtroppo assunzioni senza i diritti e purtroppo con i committenti che ci speculano molto, penalizzando i lavoratori e sfruttandoli nel vero senso della parola, e aprendo anche delle situazioni di conflitto molto drammatiche, come le abbiamo viste anche abbastanza di recente, soprattutto in Emilia-Romagna, oltre che qui in Veneto. Tutti i giorni leggiamo che ci sono grandi conflitti in queste aree, perché i lavoratori sono sfruttati, e davanti a questo problema è chiaro che una risposta anche di legge per fare e mettere un punto sulle regole di questi lavoratori è quella di votare sì all'abrogazione della Fornero, che non permette ai committenti, che permette ai committenti di sfruttare questi lavoratori. Cosa possono fare appunto i lavoratori oltre a votare? Quando capita per esempio che è stato detto, ho citato come esempi, che vengono per esempio declassati, quindi portati dai contratti regolari a voucher. Ma rispetto all'altro tema, che è quello dei voucher, riguarda prevalentemente il mondo dei giovani, insomma, che
che cercano lavoro, che sono ricattati, che sono ostaggio pur di trovarla a qualsiasi condizione. Qui non si tratta solo di dire è la regolarizzazione del lavoro nero, si tratta di impedire a uno di essere regolarmente assunto, e questo, come dire, è anche questo un fenomeno, vista la dimensione che ha assunto, che rappresenta una distorsione importantissima per questo Paese. Non possiamo pensare che il futuro dei nostri figli si basi su, come dire, appalti non regolari, mancanza di diritti dei lavoratori che lavorano anche in settori tutto sommato anche entusiastici dal punto di vista anche dello sviluppo. L'e-commerce è uno di questi, insomma, i drivers e i grandi magazzini che riguardano Amazon sono dei riferimenti anche rispetto alla cultura giovanile, ma senza diritti sono fenomeni distorsivi rispetto anche a una prospettiva di crescita complessiva dell'economia e della socialità del Paese. La stessa cosa per quanto riguarda i giovani con i voucher: o ci sono diritti e ci sono regolarizzazioni dei contratti di lavoro per questi lavoratori, altrimenti c'è il rischio che, come dire, si disegni per i nostri figli un Paese che non va sicuramente bene. Noi abbiamo avuto parecchie vertenze, insomma, una fra tutte quella del gruppo GESCO, che interessava molte realtà locali, insomma, tra cui quella dell'ex ASL 12, quella degli spedizionieri in aeroporto, e segnalo appunto che il problema grosso che c'è stato è il fatto che la Fornero, quando è entrata in vigore, ha tolto delle responsabilità in solido in capo al committente, che poi dopo, per recuperare effettivamente lo spazio economico con i lavoratori, ci sono avute delle difficoltà oggettive. Tant'è vero che abbiamo avuto il paradosso che c'era il committente che chiaramente aveva sempre i lavoratori, che le maestranze insomma sono sempre quelle che comunque fanno il loro lavoro doverosamente da anni, e nonostante questo appunto hanno dovuto cercare di anticipare uno stipendio, perché chiaramente non si riusciva a riscuotere assolutamente nulla, e addirittura la stessa GESCO ha detto che avrebbe pagato lei, cosa che in realtà poi non è avvenuta, ma il committente ha dovuto, diciamo, battagliare legalmente appunto con la stessa GESCO per poter ottenere questo. Nonostante questo appunto i lavoratori avanzano ancora parti di 13ª, 14ª TFR, che bisogna aspettare fino a che c'è la capienza della cooperativa e del consorzio in oggetto, e poi dopo di ottenere questo. Quindi c'è proprio questo gap legislativo che blocca quello che è il normale andamento, insomma, di un normale lavoro, insomma, ecco. Il problema grosso è che l'economia 2.0 della logistica, che sta facendo appunto degli enormi investimenti nel settore, e comunque ci sono degli utili a 2, 3, 4 cifre con l'evento della New Economy di Amazon, eccetera, rischia di trovare uno spazio normativo che non tutela assolutamente, col discorso degli appalti, i dipendenti, perché ormai chi è sopravvissuto perché riesce a fare logistica, perché non c'è più il trasportatore e basta, è tutto quanto concentrato insomma in questi grossi gruppi, ecco. La spiegazione perché un servizio costa meno c'è sempre, insomma. Certo, purtroppo si risparmia sempre sulle spalle dei soliti noti. Per i committenti cosa vorrebbe dire normalizzare invece in qualche modo le norme Fornero? Beh, insomma, se ci sono regole chiare per tutti, anche perché i committenti ormai, diciamo, i grossi gruppi sono tutte multinazionali, per cui se hanno intenzione di creare un lavoro serio in Italia lo fanno con delle regole chiare, e comunque devono adottare il contratto. Il contratto è la vera garanzia per quanto riguarda che non ci sia dumping. Noi chiediamo dove ci siamo alla piena applicazione del contratto, e dove ci riusciamo che qualcosa in più, magari tipo, non so, il buono pasto, oppure comunque delle condizioni migliorative per quanto riguarda i diritti, insomma, ecco. Proprio con uno di questi committenti l'anno scorso abbiamo firmato delle libertà per i GLBT, insomma, per cui insomma, questo è qualcosa addirittura di avanzato che non si riusciva ad ottenere, insomma, diversamente, per cui voglio dire, c'è la possibilità di poter ottenere dei diritti avanzati, basta avere la CGIL, insomma, che aiuta anche i lavoratori, ecco. Il lavoro stagionale, soprattutto nel settore turistico, rappresenta in Veneto una forte componente della nostra economia regionale, e quindi è soprattutto l'industria turistica possiamo dire il primo settore per
che dà lavoro a decine e decine di migliaia di lavoratori, quindi è un fattore importante di sviluppo per la nostra economia e di reddito per i lavoratori. Sul versante dei voucher, com'è l'applicazione in questo settore? Ecco, qui questo è un tasto purtroppo molto dolente, perché negli anni, soprattutto negli anni 80, noi abbiamo fatto come organizzazioni sindacali e come CGIL molte lotte per fare in modo che i lavoratori stagionali avessero tutti i diritti contrattuali e di tutele previdenziali degli altri lavoratori. Io ricordo, perché ero in quel periodo ero nella Camera del Lavoro del Veneto orientale di San Donà e Portogruaro, quindi una zona molto turistica, da Jesolo a Bibbione a Caorle e così via, e in quegli anni furono ottenuti risultati importanti per garantire a questi lavoratori delle tutele previdenziali, pensionistiche e soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione. Oggi da alcuni anni a questa parte invece ci sono molti problemi, perché da un lato viene richiesta molta più flessibilità nel lavoro che in passato, e come dire, la gestione di questa flessibilità, soprattutto in questi ultimi 10-15 anni, viene affrontata attraverso utilizzando degli strumenti, delle tipologie contrattuali, possiamo dire. Qualche anno fa era il lavoro intermittente, il cosiddetto lavoro a chiamata, che oggi è stato in parte sostituito dal lavoro a voucher. Naturalmente questi, soprattutto il lavoro a voucher, non garantisce alcuni diritti, ma in maniera particolare i diritti previdenziali. Chi lavora a voucher normalmente non si vedrà riconosciuto alcun diritto per quanto riguarda il trattamento pensionistico, perché non raggiunge i minimi previsti dalla nostra legislazione. Dall'altro lato i periodi lavorati a voucher non sono utili per quanto riguarda il diritto alle prestazioni dell'indennità di disoccupazione, ovvero la NASPI, in quanto non rappresentano, appunto, non versando contributi a fini previdenziali. Quando il lavoratore va al centro per l'impiego e all'INPS per fare la domanda di disoccupazione, potrà solamente vedersi riconosciuti i contributi previsti, diciamo così, da un rapporto regolare, quindi da un rapporto a tempo determinato. Quindi il lavoro a voucher è un lavoro sostanzialmente, non è un rapporto di lavoro, non garantisce trattamenti previdenziali e tutele che sono previsti dagli altri contratti di lavoro, e da questo punto di vista l'iniziativa della CGIL è stata un'iniziativa assolutamente salutare e importante, perché permette a questi lavoratori invece di essere regolarizzati attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato. In altri settori si sono verificate delle, chiamiamole, retrocessioni da contratti a tempo determinato e indeterminato a voucher. Nel settore turistico cos'è che si registra particolarmente? Nel settore turistico da qualche anno a questa parte, lo confermano anche le ricerche autorevoli dell'INPS e di Veneto Lavoro, noi registriamo che una parte dei lavoratori utilizzati nei settori stagionali, ma direi più in generale, insomma, perché il lavoro stagionale non è solo settore turistico, il lavoro stagionale può essere settori anche, nel settore agroalimentare, nel settore agroindustria o in altri settori, insomma, ma soprattutto nel lavoro stagionale noi assistiamo da un lato, qualche anno fa, a una regressione dell'utilizzo del lavoro a chiamata, del lavoro a termine, che da questo punto di vista noi abbiamo diciamo così, contrastato, ma che comunque garantiva di più dal punto di vista delle tutele del lavoro a voucher. Con il lavoro a voucher ovviamente non ci sono molte aziende, molti pubblici esercizi, molti ristoranti, molti alberghi utilizzano il sistema a voucher, perché da questo punto di vista hanno la possibilità di far lavorare questi lavoratori, una parte con lavoro, diciamo così, con lavoro a voucher, una parte è lavoro nero e un'altra parte magari, perché naturalmente bisogna che almeno un periodo di tempo mettano i lavoratori in regola con un rapporto a tempo determinato. Quindi noi assistiamo da qualche anno a questa parte
in tutte le realtà del nostro, che sono le realtà turistiche del litorale veneto, ma anche per esempio della zona di Verona, la zona del lago di Garda, noi assistiamo a un impoverimento di quelle che sono le tutele dei lavoratori, tra virgolette, stagionali, che si vedranno riconosciuti qualora, quando andranno a fare la domanda di disoccupazione, si vedranno riconosciuti solo quella parte di lavoro in cui sono stati, diciamo così, regolarizzati con un normale rapporto a tempo determinato, mentre il rapporto a voucher e ovviamente naturalmente quello a nero non saranno utili per quanto riguarda né la pensione né il trattamento di disoccupazione, ovvero della NASPI.